Buonasera e benvenuti agli oltre 200 progettisti che sono collegati a questa prima web conference che è dedicata alla riqualificazione a bassissimo consumo energetico. Questo è il primo di una serie di incontri che ci porterà naturalmente fino a maggio, forse anche oltre, in cui settimanalmente andremo ad approfondire un progetto di riqualificazione con il progettista che ha realizzato l'opera e con il progettista andiamo a capire quali sono le caratteristiche, le peculiarità, l'approccio, le strategie progettuali che sono state adottate per quel determinato progetto che andremo a vedere. Tranne oggi però, perché assieme a Norbert Leinschner, che vedete già collegato, cercheremo invece di introdurre la tematica del riqualificare NZ, il perché si debba iniziare seriamente a riqualificare ciò che è già stato costruito. Quindi la nostra sarà, se volete, una sorta di chiacchierata su argomenti che faranno da introduzione proprio a tutte le altre web conference che inizieranno appunto a partire dalla prossima settimana, più specifiche quindi sulle esperienze progettuali. Prima di dare inizio a questa chiacchierata, a questa web conference, io ricordo naturalmente tutte le persone che sono collegate che nel menu a tendina che trovate alla destra del vostro schermo voi avete la possibilità di interagire con il relatore scrivendo naturalmente delle domande che poi noi andremmo a porre. Allora io saluto naturalmente Norbert Leinschner, al quale naturalmente adesso anche assegno il ruolo di relatore perché iniziamo a capire dove siamo adesso dal punto di vista non solamente climatico ma anche della situazione che noi stiamo vivendo e soprattutto dove stiamo andando, facendo naturalmente, cercando di capire quali sono le direttive, cosa ci viene richiesto dalla normativa, in particolar modo in questo caso anche dall'Unione Europea. Per cui io lascio direttamente la parola a lei. Prego. Buon pomeriggio, innanzitutto. No, credo che oggi non ci sono più dubbi che dobbiamo accelerare le nostre azioni per poter essere concreti nella riduzione della CO2. La scienza non ha dubbi che l'uomo sta cambiando la composizione naturale dell'atmosfera, cioè l'uomo sta creando il suo clima. Purtroppo con questo impegno di scaricare continuamente gas serra stiamo portando il pianeta a un surriscaldamento veramente pericoloso se rimaniamo sull'attuale rotta. Per questo direi anche di dare un titolo a questo colloquio, che il futuro diventa oggi emergenza. Emergenza perché credo che è superato parlare di cambiamento climatico o di crisi climatica, è una vera e propria emergenza. Per quale motivo? Cioè, noi sappiamo questo effetto serra causato dall'uomo, abbiamo conoscenza di circa 30, forse possiamo dire anche 40 anni, dagli anni 80, e dagli anni 90 cominciano poi una serie di azioni per poter rendere concreto la riduzione di CO2. E se vediamo questa slide, adesso cerco di attivare vedete la presentazione? Sì. Sì. Questo fa vedere l'attuale situazione, cioè che abbiamo una forbice che si sta sempre di più aprendo, cioè ciò che conosciamo e ci induce a cambiare e ciò che facciamo giorno per giorno, perché vorrei ricordare che la prima conferenza legata alla protezione del clima risale al 1992 e ci troviamo a Rio de Janeiro, un primo summit mondiale delle Nazioni Unite, dove nasce, diciamo, una condivisione politica di dover agire per evitare una vera e propria crisi climatica.
e come vedete nel sottofondo ci sono 3 numeri, questi numeri li riporto proprio per evidenziare la nostra, potremmo dire, follia, perché nel 92 si scaricò qualcosa di 22 miliardi di tonnellate di CO2. L'impegno politico, cioè questo consenso che si trovò con i 196 stati che erano presenti a Rio de Janeiro, questo impegno voleva portare a una riduzione in 20 anni, cioè entro il 2012, a 21 miliardi, che è il secondo numero. Invece l'ultimo numero è l'ultimo dato ufficiale, il 2018 delle Nazioni Unite, cioè abbiamo scaricato in atmosfera 37 miliardi di tonnellate di CO2. Di gas climalteranti, cioè come equivalente, per cui non è solo la CO2, ci sono anche altri gas come per esempio il metano o il protossido di azoto. Cioè questa è follia, sapere che questo andamento dobbiamo interrompere, non possiamo proseguire su questa rotta, ma per il momento non siamo riusciti a trovare degli accordi, delle azioni concrete. E mi viene in mente proprio Greta Thunberg, no? Che è scesa in piazza e abbiamo visto proteste un po' su tutti i continenti, dove accusa che fino adesso abbiamo prodotto solo aria fritta, ed è vero, fino adesso ci sono solo obiettivi, strategie, dei piani, però quello che conta è cosa sta succedendo nell'atmosfera e come vedete da questo grafico stanno continuamente salendo le emissioni di CO2. L'ultimo tentativo, perché in questi anni dopo Rio de Janeiro nasce il famoso protocollo di Kyoto, dove gli Stati Uniti, un grande emittente, non partecipò, potremmo dire anche un fallimento. In questi anni poi succede tanto nell'ambito di negazionamento, di incontri, di summit, di conferenze, però come vedete non ha una piega questa curva. L'ultimo tentativo è poi l'accordo di Parigi, che è una importante tappa, parliamo del dicembre 2015, un grande, forse anche ultimo sforzo per poter cercare di fare qualcosa che permette di scendere con le emissioni. È ovvio, se avremmo cominciato prima non dovremmo accelerare questo impegno di riduzione. E dal 2015, adesso siamo al 2020, ancora non ci sono segnali positivi. C'è proprio stato fresco di poche ore dall'Agenzia per l'Energia Europea, che ha pubblicato gli ultimi dati. 2019 c'è un aumento, c'è un PIL mondiale del 2,9% e siamo lì, cioè non sono aumentate le emissioni di CO2 ma non sono diminuite. Gli unici che hanno avuto una leggera diminuzione è l'Europa e gli Stati Uniti. Invece ovviamente il più grande emittente, la Cina, ma anche India, anche il Brasile, questi stanno aumentando, per cui nel 2019 siamo stabili. Qui dobbiamo poi entrare nei dettagli, perché Parigi praticamente era un impegno volontario dei Stati. Anche questo va ricordato, che nonostante che ci troviamo di fronte a una situazione veramente critica, diciamo, mettersi d'accordo su impegni volontari senza sanzioni è molto molto debole, se non usare una parola peggiore. Però comunque si è cercato di descrivere che cosa deve succedere per stare nel range dei 2 centigradi come aumento di temperatura media, sempre riferito all'inizio dell'era industriale. Per cui abbiamo adesso almeno una dimensione dell'operato che dovremo vedere nei prossimi 10, 20, 30 anni, cioè entro il 2050. E questi sono pesanti, cioè per stare in questo contesto di non sforare i 2 centigradi. L'impegno voleva addirittura parlare di 1,5, però secondo me questo ormai possiamo dimenticare, non sarà possibile raggiungere, però almeno stare nei 2 gradi vuol dire, per dare un'idea dell'impegno, dimezzare le emissioni di CO2
nel ritmo di 10 anni, ogni 10 anni dimezzare per arrivare praticamente a quasi zero nel 2050. Questo è il quadro in cui dobbiamo muoverci e adesso dobbiamo vedere poi come si comportano i singoli stati, i grandi colossi, i grandi emittenti. Ovvio, non è di poco il più grande colosso economico ancora oggi, non sono gli Stati Uniti, non è la Cina, ma è l'Europa. E l'Europa qui ha dei impegni seri, questo va sottolineato perché l'Europa si presentò a Parigi non solo con delle proiezioni, degli impegni volontari, ma con delle direttive vere e proprie. Per questo voglio anche ricordare questo step dopo il 92, protocollo di Kyoto, nasce la strategia di Lisboa che viene poi firmato questo accordo in Europa nel 2008 e lo conoscete un po' tutti, il famoso pacchetto 20-20 e 20. È scaduto da un mese circa, da fine anno possiamo vedere il quadro della situazione e direi che il primo step l'Europa, gli Stati membri dell'Europa l'ha raggiunto, cioè la riduzione del 20% delle emissioni di CO2, sempre riferendosi allo scarico del 1990, per cui questi 20% li abbiamo portato a casa, anche se l'Italia doveva ridurre del 6,5%, ha portato a casa un po' più di 4%, per cui appena siamo riusciti a avvicinarci. Anche che va ricordato che il più grande contributo ha dato questa crisi economica del 2008, dove abbiamo chiuso purtroppo tantissime fabbriche e per questo motivo abbiamo anche ridotto il consumo di energie fossili e anche le emissioni di CO2. Più o meno nell'ottica stiamo anche come insieme dei 28 stati a utilizzare in maggior modo le energie rinnovabili, cioè alzarle del 20%, e l'efficientamento siamo anche lì, l'Europa l'ha concluso questo pacchetto. È ovvio che l'Europa già in tempi passati, cioè esattamente nel 2014, cominciò a programmare il passo successivo, prepararsi al step successivo, perché questo 20-20-20 poteva essere solo un primo importante passo, ma era anche un passo abbastanza leggero. Si sperava un impegno maggiore per lo step successivo. Infatti dal 20-20-20 si passa. No, va ricordato che l'Europa aveva difficoltà a proseguire con questo ritmo perché la prima stesura prevedeva 40-27-27 e si vede che qui qualcuno ha messo lo zampino, esattamente sono le multinazionali energetiche che non erano granché felici con questo impegno europeo perché chiaramente andava a penalizzare, come è giusto, anche l'uso delle energie fossili, carbone, petrolio e gas. Per fortuna che l'Europa ha ritoccato questo primo step 2030, 40-27-20, l'ha portato a 40, 32 e 32,5. Questo è l'ultimo anno, 2019, e adesso ci sono anche segnali positivi dalla nuova Commissione europea che il meno 40% deve essere alzato, che è un'espressione del Parlamento europeo di portarlo almeno al 55%. Ursula von der Leyen, la nuova Presidente della Commissione, ha dichiarato di impegnarsi entro il primo semestre di quest'anno di alzare il 40% al 50% o forse il 55%. Questo ha ricordato anche che se stiamo nell'ottica dell'accordo di Parigi dovremmo arrivare addirittura quasi al 60%, per cui questo 40% è giusto correggere e alzarlo tenendo conto delle ultime affermazioni che arrivano dal mondo scientifico che stiamo in una fase di notevole accelerazione ciò che riguarda questa crisi climatica. Per cui credo che l'Europa si sta muovendo nella direzione giusta. Io mi auguro di alzare la pressione e il ritmo perché
40 è un po' debole e dobbiamo portarlo al 55%. Visto dall'ottica italiana, l'Europa ha ributtato il nostro primo piano che si è presentato a dicembre, perché anche sulla carta non garantiva la riduzione del 40%, si stima che stava intorno al 37%, l'hanno ripresentato all'inizio di febbraio, però adesso rispettiamo il 40%, però adesso è già un piano superato, perché, come detto, nel primo semestre avremo scritto di rispettare almeno un 50%, per cui l'Italia non sta facendo attualmente i compiti che nascono dall'accordo di Parigi, che tra l'altro l'Europa e anche l'Italia ha ratificato. Perché tra l'altro l'obiettivo finale è quello che vediamo alla destra di questa slide, che è il 2050 in pratica, dove si cerca la neutralità proprio dell'approccio. Esatto. Questo è anche un step intermedio, perché quello che segue l'Europa è la roadmap 2050, e questo vuol dire azzeramento, cioè che cosa significa? È chiaro, qui l'Europa sta camminando in direzione di decarbonizzare la nostra società. Decarbonizzare significa rivedere i tre grandi macro settori, che è l'edilizia, il mondo dei trasporti, la mobilità e il mondo del cibo. E senza una seria transizione energetica questo risultato non porteremo a casa. E significa decarbonizzare, significa passo per passo uscire dall'utilizzo di carbone, petrolio e gas. E qui abbiamo qualche difficoltà, perché l'Italia sta scommettendo ancora su utilizzo di gas naturale, di metano, ma comunque è un'energia fossile e non è, diciamo, l'energia che dobbiamo utilizzare in maggior modo rispettando gli accordi di Parigi. Dobbiamo puntare in maggior modo sulle energie rinnovabili. Lei tra l'altro appunto ha parlato di decarbonizzazione adesso. Io le introduco altri 3 concetti, volevo capire con lei come eventualmente questi 3 concetti si possono declinare, si possono coniugare assieme proprio per raggiungere questi obiettivi, che lei ha detto decarbonizzare, però c'è anche dematerializzare, l'ecosufficienza e l'ecoefficienza. In parte lei ha già risposto a questa domanda, però dovendola appunto contestualizzare in quello che è il settore, in particolar modo dell'edilizia, anche se abbiamo visto che il discorso è molto più complesso. Come possiamo mettere assieme tutte queste operazioni? L'Unione Europea e la Commissione sa benissimo di portare a casa questi risultati nell'ambito della protezione del clima. Solo con le rinnovabili e solo con l'efficientamento non sarà sufficiente. Dovremo lavorare anche con l'altro importante strumento che l'Europa ha introdotto nel 2015-2016, che è l'economia circolare. Cioè dobbiamo ampliare il quadro della valutazione. Proprio se prendiamo in esame l'edilizia, non è solo diciamo importante conoscere il periodo di funzionamento, quanto consuma di energia, sia per riscaldare o per raffreddare. Ampliare la valutazione significa partire dalla materia prima e finire con l'ultimo capitolo, con l'ultimo processo, quando un immobile non viene più utilizzato. Per cui il famoso concetto dalla culla alla culla deve essere inserito nell'edilizia, anche perché l'Europa il più grande settore che produce rifiuti è l'edilizia. Per questo serve un nuovo approccio nella scelta dei materiali, per cui oggi il progettista non ha solo l'impegno di controllare, diciamo, i flussi di energie, per cui il contenimento dei consumi di energia, ma dovrà anche pensare a un qualcosa che oggi per il cittadino è molto lontano, perché chi acquista un immobile, chi lo vuole riqualificare, vede solo l'attuale situazione, il funzionamento, la funzionalità, ma chi oggi acquista un immobile
difficile, che fa un pensiero che questo immobile, prima di passare la prima notte, ha una preistoria, ha già creato un impatto ambientale, ha già consumato energie e consumerà energie quando verrà smaltito, se non può essere riutilizzato o riciclato. Per cui adesso saremo come progettisti costretti a far entrare queste valutazioni, e abbiamo a disposizione una ottima database a livello internazionale proprio per valutare in modo oggettivo questa impronta ambientale e climatica di un materiale: acciaio, vetro, mattone, materiali di coibentazione. Cioè, questo è molto molto importante, perché la mia scelta oggi determina anche la parte finale, quando questo immobile verrà poi smantellato e smaltito. Per questo è molto importante adesso di lavorare con questi dati e nella scelta far subentrare queste conoscenze. Le faccio un'altra domanda, visto che abbiamo parlato appunto di economia circolare. Io vado forse anche non oltre, ma rientro sempre nell'ambito dell'economia circolare. Si parla molto di riciclo, di riciclabilità dell'edificio stesso, quindi magari con sistemi a secco, costruiti con sistemi a secco, oppure con materiali che derivano dal riciclo. Secondo lei è possibile in un futuro avere un edificio, una casa, un'abitazione completamente realizzata da riciclo? Penso ad alcuni prototipi che sono stati già realizzati in Nord Europa, ad esempio, dove si vanno, faccio un esempio per tutti, a riciclare i gambi, gli steli del pomodoro, proprio delle piante del pomodoro. Quindi questo magari è un esempio, se vuole, anche estremo di recupero, o meglio di quello che si dice upcycling, non recycling, quindi di dare una nuova vita a un prodotto di scarto in pratica. Quindi la domanda è proprio questa: sarà possibile un futuro, una casa riciclabile in toto o comunque per una buona parte? E credo che il limite sta intorno al 90%, che sarebbe già un risultato eccellente, perché oggi siamo ancora molto molto lontani, proprio perché nelle scelte nel passato questi concetti non erano presenti, per cui chiaramente il mio cantiere deve essere gestito in modo tale che io domani posso separare i materiali per poterli riutilizzare o riciclare. E tutti o tantissimi materiali che oggi sono in commercio purtroppo non permettono questo tipo di passaggio finale. Per questo ci sono già i primi manuali, vorrei ricordare due opuscoli di Casagrima, dove proprio si esamina un cantiere proprio idoneo a questo concetto dell'economia circolare, e questo nasce proprio da esperienze e di applicazioni praticate per ottimizzare questo tipo di processo. Interessantissimo è proprio lo scarto anche di materie prime. Per esempio mi viene in mente il canupolo, no? Cioè quella parte del grembo della pianta che si utilizza oggi come materiale per i blocchi, per materiale di isolamento. È un materiale rinnovabile e utilizza uno scarto di un materiale rinnovabile, perché chiaro la pianta della canapa è utilizzabile sia per la cosmetica, sia per la medicina, per tanti usi, però il canupolo, praticamente la parte legnosa, può essere utilizzato per fare i blocchi dei mattoni, tra l'altro a freddo, per cui con un impegno energetico molto molto ridotto. Per cui stanno nascendo o stanno rinascendo, perché questo è anche importante, perché si aveva già la conoscenza. Rimango all'esempio della calce e canapa e acqua, cioè materiali naturali che ovviamente la natura mi dà e posso ridare alla natura. E credo questo è la strada giusta, anche per correggere un po' questa, chiamiamole mode, che nascono nel dopoguerra con nuovi materiali, tanti che sono derivati del petrolio, che hanno certe prestazioni anche interessanti se l'ottica per esempio è energetica, però nessuno in quel periodo ha pensato allo smaltimento. Però sappiamo che
ogni cosa che l'uomo tocca prima o dopo diventa un rifiuto, per cui dobbiamo pensarci molto bene che cosa faremo con questi materiali quando non ci servono più. Entrando nello specifico, quindi noi adesso abbiamo parlato un po', abbiamo già iniziato un po' a parlare di edilizia. Lei giustamente ha detto che per raggiungere, e qui vediamo il percorso che dobbiamo fare appunto per arrivare a questa roadmap del 2050, lei ha già detto che non basta solamente l'utilizzo di rinnovabili, non basta solamente un impegno dal punto di vista appunto del costruire edifici sostenibili e anche efficienti dal punto energetico, ma forse dovremmo andare a intervenire su quello che è la stragrande maggioranza, che è il nostro patrimonio edilizio esistente, dove le difficoltà sono oggettive naturalmente nel recupero. Per cui come è possibile coniugare questa roadmap 2050 e il recupero dell'edificio esistente? Poi alla fine mi piacerebbe farle anche un'altra domanda, anche se non ha la sfera di cristallo, ma volevo chiederle una previsione sulla fine dell'anno eventualmente, su cosa potrebbe succedere. Però intanto concentriamoci appunto su questo. Cosa è possibile fare proprio per andare a recuperare, anche entrando magari nel merito di un caso studio, di qualcosa appunto che è stato realizzato, se lei naturalmente ne è a conoscenza. Beh, infatti questa è la chiave di lettura, cioè cosa o come gestiamo con tutto il patrimonio che abbiamo costruito nel dopoguerra, perché gli anni critici sotto il profilo energetico sono gli anni 50 fino agli anni 80, per cui lì abbiamo realizzato un'infinità di alloggi che sono dei colabrodo. Qui ovviamente servono diversi strumenti per poter reagire in tempi utili e, diciamolo chiaramente, ricostruire l'Italia o anche negli altri paesi, perché più o meno anche in Germania, anche in Francia, anche in Gran Bretagna, in quegli anni si è costruito la gran parte del nostro patrimonio che oggi ancora stiamo utilizzando. Per cui l'Europa bene ha fatto una direttiva che impone edifici a consumo quasi zero, la famosa 2010-31, però non ha avuto il coraggio di andare a prescrivere, anche di toccare l'esistente. Voglio ricordare un po' la storia, perché attualmente c'è l'obbligo che il 3% del parco immobile statale dovrebbe essere riqualificato energeticamente all'anno. All'inizio questo articolo prevedeva tutto ciò che è pubblico deve essere rifatto all'anno, almeno il 3%, che sarebbe il ritmo che l'Europa vorrebbe introdurre proprio per stare nella roadmap 2050. Questo poi con certi stati che si sono messi di traverso, tra cui anche l'Italia, purtroppo è stato cancellato. E non si è visto, diciamo, l'opportunità di questa operazione, perché toccare l'esistente significa rilanciare l'economia, perché l'edilizia è un grandissimo volano, per cui creare posti di lavoro intelligenti, investire per una miglior qualità dell'aria, perché questi nuovi edifici che riescono a ridurre i consumi dal 50 fino al 90% non è solo un contributo per il clima, ma anche un contributo per la qualità dell'aria, e sappiamo che abbiamo l'aria più inquinata in tutta Europa, l'aria più inquinata è la pianura padana, per cui credo che non abbiamo capito l'importanza, cioè non vedere la prescrizione europea, ma vedere un'opportunità economica che ci aiuta a affrontare queste sfide che per forza dobbiamo in qualche modo dobbiamo rispondere. Adesso è da vedere come possiamo alzare l'attuale ritmo, perché l'impegno europeo è di spingere gli Stati membri di portare il ritmo che oscilla dal 0,2 al 1,2-1,3% al 3%, cioè il 3% dell'esistente ogni anno dovrebbe essere
riqualificato. E riqualificazione l'Europa intende ovviamente una riqualificazione profonda, per cui toccare l'involucro, serramenti e impiantistica. E noi in passato ci siamo concentrati su interventi parziali che non sono sufficienti ovviamente. Qui ovviamente servono strumenti di normativa legali, finanziamenti e ovviamente anche una certa dose di creatività proprio per poter spingere in questa direzione. Anche un elemento che fino ad ora si è tralasciato è la comunicazione, cioè l'informazione al cittadino. In L'Italia, a differenza di altri stati, la gran parte del patrimonio residenziale è in proprietà privata, nelle famiglie, per cui è un gigante patrimonio, ma questo patrimonio pian piano finirà di essere piccolissimo perché ci sono manutenzioni straordinarie, ordinarie, per cui dimenticare il tema dell'energia significa che questi immobili diventeranno non solo invendibili ma anche inabitabili, perché voglio ricordare che l'Italia sarà un paese particolarmente toccato dalla crisi climatica, soprattutto il centro e il sud, per cui adeguarsi, cioè adeguare questi edifici a questi estremi del clima non è solo un contributo per il clima, ma anche un contributo per vivere bene, per il comfort abitativo in questi alloggi. Per cui qui serve una maggior presenza dell'ente pubblico a informare i cittadini anche sull'evoluzione dei prezzi di energia, perché l'Italia non ha energia fossile in casa, per cui sarebbe anche una grande opportunità in questi anni impegnarsi in maggior modo di utilizzare le energie rinnovabili, sia per uso di riscaldamento ma anche per il raffreddamento. E questo non lo sto notando, anzi devo dire sono rimasto molto deluso dall'ultima legge sul bilancio dove c'è il bonus facciate, vuol dire ma questo governo cosa ha pensato? Cioè non puoi regalare fra virgolette il 90% dell'investimento dimenticandoti dell'impegno sul fronte energia. È bene guardare sul design, la bellezza sarà fondamentale, ma dobbiamo fare i compiti nell'ambito energetico e questo ovviamente non è un messaggio idoneo in questo momento, cioè il 90% io ti posso solo dare se fai anche i tuoi compiti nell'ambito energetico e spero che questo verrà ritoccato perché sennò ci butta dietro per tanti anni dove stiamo martellando questo messaggio che dobbiamo essere più intelligenti nell'uso delle risorse, soprattutto delle risorse energetiche. E questo, se le normative non ti danno una mano, lavoriamo in un campo che sarà una nicchia, invece dobbiamo portare a casa i grandi numeri e questo è solo possibile se ci sono i requisiti normativi, no? Certo, e io le faccio allora, posso solo interromperla velocemente Sì. perché lei parlava appunto di comunicazione. Stamattina, questo è un caso, io sono iscritta ad una newsletter dell'Associazione Architetti degli Stati Uniti. Una parte della newsletter era dedicata proprio al raggiungimento del zero carbon nell'edilizia. E c'era una parte di questa newsletter che era dedicata, c'erano tipo 17 domande che di solito rivolge il progettista agli esperti del settore oppure il committente rivolge al progettista. Lei parlava appunto di comunicazione, ma com'è possibile comunicare all'utente finale che deve fare questo passaggio? Perché non è così semplice sensibilizzarlo. Non è semplice, però si deve iniziare. Questa fa la differenza dei paesi nordici, dei paesi centrali. L'Italia c'è un interessante studio, un'analisi fatta dalla Comunità Europea come questi temi sono presenti nei media, sia quelli televisivi che anche i media print. E qui ovviamente l'Italia ha un grande deficit, cioè io vorrei che il telegiornale la sera aprisse con la notizia, non parlando del maltempo, mi ricordo questa tempesta Vaia che ha
del Boscato, zone del Bellunese, dell'Alto Adige, che non è un fenomeno del maltempo, è il risultato dei nostri comportamenti, cioè dobbiamo spiegare che queste bombe d'acqua, questi uragani, cioè questi estremi che si nota che stanno aumentando sia come intensità che anche come frequenza, è il frutto dei nostri comportamenti. E quando parliamo di comportamenti dobbiamo sempre ricordare che i tre grandi capitoli di emissione, i grandi settori di emissione sono proprio come abitiamo, come ci muoviamo e che cosa stiamo mangiando, per cui dobbiamo far capire che non è solo la questione di non prendere l'aereo, perché l'aereo ovviamente è il più pesante diciamo killer per il clima, ma è anche la mia abitazione, la mia automobile, l'utilizzo della mia automobile e ciò che sto mangiando giorno per giorno, per cui dobbiamo creare una nuova cultura, perché solo con le prescrizioni non andremo da nessuna parte, ci serve un insieme, cioè prescrizione, informazione, consapevolezza, e qui ci vuole ovviamente tempo che non abbiamo più a disposizione, lo so, ma dobbiamo comunque investire su questo fronte, perché il primo gradino è la conoscenza, la consapevolezza. Non posso pretendere un cambiamento finché la gente non riconosce la necessità di agire. Voglio ricordare forse questo, una dimensione, cioè per essere molto pratico. Roadmap 2050 significa che in 30 anni, e 30 anni sono niente quando parliamo di azioni trasversali di grandi settori, dobbiamo scendere a 1 tonnellata di CO2, massimo 1,5 tonnellate. Oggi ogni italiano, dal neonato al più anziano, ha nel proprio zaino 7,4 tonnellate. Abbiamo 30 anni da 7,4 a scendere a 1 tonnellata, cioè significa che dobbiamo rivedere i tre grandi settori. 1 tonnellata praticamente, utilizzando la mia automobile, faccio neanche 5.000 km e ho già pieno il mio zaino. Se prendo un mezzo pubblico come il treno potrei fare 80.000 km per raggiungere 1 tonnellata, ma se c'è un appartamento solo di 27 metri quadri, per cui è praticamente una stanza, se utilizza metano come fonte di riscaldamento, una classe G, che è la gran parte delle nostre costruzioni, vuol dire che ho già riempito il mio zaino e non ho mangiato. Per questo è un impegno veramente grande ed è indispensabile se non vogliamo portare il pianeta in uno stato febbrile, se non vogliamo perdere la nostra civiltà, dobbiamo veramente scendere con queste emissioni e arrivare a questa famosa tonnellata, massimo 1,5 tonnellate. E dobbiamo lavorare dove possiamo agire, perché la buona notizia è che nell'edilizia non dobbiamo inventare niente, abbiamo a disposizione il know-how, i materiali, i componenti, le soluzioni, per cui basta applicare. Anche nella mobilità si sta vedendo come si potrebbe rientrare in questo budget personale di 1 tonnellata, ma dobbiamo agire. Anche per rispondere spesso ai convegni sento ma le rinnovabili possono dare un contributo, però mai sarà possibile coprire l'intero fabbisogno energetico. E non è vero, c'è proprio un documento recente finito sul tavolo della Commissione che scientificamente mette sul piano che l'Europa 100% può abbandonare l'uso delle energie fossili, lavorando solo con l'eolico e il fotovoltaico, e hanno dimostrato anche che è pagabile. Per cui non dobbiamo inventare niente, ma ci vuole questa giusta dose di coraggio di agire e di cambiare. Solo più tardi che ci mettiamo in moto per ridurre le emissioni, più drammatico sarà la situazione. E non voglio pensare proprio al nostro paese che, come detto, come il resto del Mediterraneo sta maggior modo toccato, dove al sud si rischia una desertificazione delle loro grandezze del 40%. Cioè,
dobbiamo agire e cominciamo con l'edilizia, perché come detto lì siamo pronti da anni, come abbiamo dimostrato case consumo zero e anche edifici che abbiamo riqualificato, no? Voglio ricordare a Bolzano questo progetto Sinfonia, se posso inserire la presentazione un attimino. Dove anche la Comunità Europea ha fatto la sua parte, sì, l'Unione Europea ha avuto un ruolo importante. Esatto, questa slide anche fa parte di questa comunicazione, perché c'è una mappatura di tutti gli edifici a Bolzano dove si utilizza i colori del semaforo, proprio per semplificare, diciamo, la conoscenza. Ogni edificio viene assegnato un colore secondo il grado di efficientamento. Rosso come il semaforo dice hai un problema, il giallo siamo al limite, verde sai o vivi in un edificio, un alloggio che è allineato a questi obiettivi. E vedete che anche Bolzano ha tantissime case nella fascia rossa, come il resto dell'Italia. Anche in queste zone si è costruito la gran parte degli immobili nel dopoguerra. Proprio una prima informazione, dire guardate, se vivi in un edificio di color rosso fatti un'idea, perché non fa bene solo all'ambiente, ma fa bene anche al tuo portafoglio, perché una riqualificazione profonda in un edificio di quella tipologia vuol dire almeno dimezzare. Poi vi farò vedere degli esempi dove riusciamo quasi a raggiungere una riduzione dei consumi del 90%, per cui è un beneficio per l'ambiente, per il clima e per il proprio portafoglio, non dimenticando il comfort abitativo in una casa che ha questi requisiti. La qualità, la salubrità è molto diversa. Qui vediamo qualche esempio di questo grande progetto che nasce nel 2014, che ha qualcosa di 9 edifici, guardo per essere sicuro 350 alloggi circa. Nasce nel 2014, è finito proprio un mese fa, 2019-2020, e si vede che il consumo, l'indice energetico nel passato e adesso. Cioè, sono delle dimostrazioni cosa siamo in grado di fare. La Commissione Europea, questo progetto, ha dato un contributo del circa 20%, ci sono 2 grandi città partner, Bolzano e Innsbruck, proprio per, diciamo, ottenere dei risultati che sono trasferibili in altre circostanze, in altre città della Comunità Europea. E questa è una dimostrazione cosa si può fare e come deve essere anche coinvolti i committenti, gli abitanti, perché per esempio c'era un appartamento demo dove la gente poteva vedere che cosa sono i lavori, in che cosa consistono, cosa saranno le modifiche, per cui è importante anche coinvolgere i committenti, gli utenti in questo processo. Questo un altro complesso riqualificato, vediamo prima, vediamo dopo, ci sono dei fantastici risultati che poi si vedono nei consumi, ma basta parlare poi con gli inquilini che qualità hanno, quanto è bello, perché hanno ottenuto poi anche lavori secondari, come hanno messo degli ascensori. All'inizio erano famiglie giovani, adesso vivono degli anziani, sono delle sovraelevazioni, per cui in Alto Adige si lavora molto bene con il famoso bonus cubatura, cioè chi va a riqualificare un edificio esistente, lo porta a una determinata classe, in questo caso casa clima C o casa clima R, può ampliare del 20% il volume esistente, per cui è una forte spinta in questa direzione. In questi casi che abbiamo avuto col progetto Sinfonia, i 2 committenti erano l'edilizia sociale, l'IPES e il comune. Maggior difficoltà abbiamo quando abbiamo un condominio con diversi proprietari. Qui abbiamo visto che dobbiamo utilizzare
altri strumenti proprio per coinvolgere e far partecipare tutti i proprietari di alloggi in un condominio, che è una grande difficoltà. Ci siamo resi conto anche con grandi contributi, perché un condominio la provincia lo sta subvenzionando a fondo perduto del 70%. Adesso pian piano partono le richieste, i progetti, ma all'inizio c'era una certa assenza proprio per diverse difficoltà che ci sono in questo ambito. Anche perché noi siamo abbastanza difficili come italiani a staccarci un po' da quello che è nostro, non riusciamo forse a guardare oltre, a capire cosa effettivamente si potrebbe fare, perché oltre a migliorare naturalmente, risparmiare anche energia e risparmiare naturalmente anche i soldi dal nostro portafoglio, poi si ha sicuramente una migliore qualità della vita e un migliore ambiente. Comunque andiamo con un'operazione si riesce ad operare a 360 gradi, quello sì. Vorrei farle ancora un paio di domande. Lei ha fatto diverse volte riferimento, e giustamente, anche a Casa Clima, che conosce benissimo, ma cosa significa abbracciare una certificazione come ad esempio Casa Clima? È solamente il raggiungimento di un obiettivo energetico o c'è qualcosa di più? No, qui va ricordato questa importante direttiva, la famosa 2002-91, che l'Europa, come ha detto, ha introdotto nel 2002, cioè l'Europa sapeva che portare trasparenza in questo settore poco trasparente significa introdurre nuovi strumenti, e questa certificazione energetica è importante proprio perché dà trasparenza e premia la qualità energetica. Solo che questo documento ha solo un valore se è serio, per cui credo che qui non abbiamo completamente risposto agli obiettivi europei, perché questa verifica indipendente oggi non avviene in gran parte, per cui ci sono pochi enti diciamo idonei che sono in grado di garantire questa indipendenza, cioè non può controllare la qualità energetica chi è coinvolto nella progettazione o chi è di parte. Per questo ci serve maggior serietà in questo campo, proprio per tutelare gli interessi dei committenti. Per cui il certificato energetico deve essere fatto da un ente diciamo terzo, indipendente, che può essere Casa Clima, può essere Climabita, può essere Passive House o GBC, cioè ci sono pochi operatori che sono in grado di dare questa qualità nella certificazione. Poi dobbiamo distinguere tra una certificazione puramente energetica, che tiene conto solo dei consumi di energia, per cui mi va a inquadrare il grado di efficientamento, o se è in grado anche di esprimere su altri aspetti, come per esempio l'LCA, cioè l'analisi del ciclo di vita, che sarebbe per esempio Casa Clima Nature. Questo è importante proprio, come ho detto prima, di non pensare solo all'energia, ma dobbiamo pensare a andare oltre. Negli anni 90-2000, in quel periodo ovviamente era il tema principale l'energia, di contenere il fabbisogno energetico in una costruzione. Oggi sappiamo che questo è insufficiente, oggi dobbiamo occuparci anche di altri aspetti nell'ottica della salubrità, nell'ottica della gestione dei rifiuti, e qui ovviamente serve un altro tipo di certificazione. E la certificazione, come detto, è indispensabile perché non è solo, diciamo, importante valutare la qualità del progetto, ma la qualità dell'esecuzione dei lavori, perché il miglior progetto, se poi in cantiere non succedono degli errori, purtroppo portiamo a casa dei risultati insoddisfacenti, per cui serve
tenere sott'occhio sia la qualità del progetto sia la qualità di cantiere. Per questo serve una verifica finale, fra virgolette un tipo di collaudo che mi riesce a inquadrare il risultato finale che ho ottenuto con questo tipo di realizzazione, che può essere una costruzione nuova o una costruzione esistente. Quindi naturalmente quando ci si approccia a un progetto, in particolar modo in un progetto di recupero dell'esistente, l'obiettivo dovrebbe essere appunto quello di non pensare solamente al progetto in sé, ma invece di andare un attimo oltre, cercare di capire anche cosa c'è all'intorno del progetto, quindi al benessere di chi vive, e andare a progettare magari anche i dintorni, che credo sia fondamentale. Io le chiedo, visto che le mancano ancora, di fare naturalmente una conclusione su questa nostra chiacchierata, cercando di capire effettivamente dove va l'energia che stiamo consumando. Poi le dicevo, mi riservo un'ultima battuta finale con lei, giusto per capire effettivamente cosa stiamo facendo e dove stiamo andando, dove dovremmo andare. Sì, per questo voglio un attimino ancora ritornare, diciamo, alle scelte prioritarie, e questo va evidenziato. Dobbiamo decarbonizzare, vuol dire abbandonare l'uso del fossile, prima di tutto nell'edilizia. Come vediamo in questa slide dei G20, vediamo l'Italia, la gran parte, l'80% della nostra energia che stiamo utilizzando nel nostro paese è di origine fossile, carbone, petrolio e gas, e questo dobbiamo portarlo in 30 anni a quasi zero. Cioè, dobbiamo lasciare parlare i fatti, e ovviamente un gigante impegno, ma soprattutto nelle edilizie, dove posso oggi andare a realizzare nuovo, ma anche l'esistente, dove posso completamente rinunciare all'uso di gas naturale, di gasolio, ma anche del carbone, perché una bella fetta della nostra elettricità producono gli impianti che vanno a carbone. Per cui riusciamo oggi nel settore dell'edilizia a avvicinarci al 100% utilizzando solo energie rinnovabili. E vuol dire scegliere un involucro performante, cioè un involucro che permetta di minimizzare il fabbisogno energetico, e quella fetta rimanente di energia che mi serve per riscaldamento, raffreddamento, elettrodomestici, illuminazione, deve essere per forza rinnovabile. Per cui credo che anche lì ci sono tantissimi esempi, cioè con l'involucro performante, con un'impiantistica intelligente, pompa di calore, fotovoltaico sul tetto, è risolto il problema, per dirlo in parole molto molto semplici e pratiche. Solo che, come ho detto, attualmente siamo fermi in Italia da 5 anni non andiamo a aumentare l'uso delle rinnovabili, più o meno siamo fermi da 4-5 anni sulle emissioni di CO2, cioè siamo partiti bene con l'inizio del famoso pacchetto 2020, ci siamo rallentati, per non dire fermati. Dobbiamo accelerare, dobbiamo capire questa grande opportunità economica per il nostro paese. E per dare un riferimento pratico, un italiano consuma giorno per giorno 8,2 litri di gasolio, sempre riferito a questi 3 grandi settori. Azzerare significa ovviamente di nuovo toccare questi 3 grandi capitoli. E anche nella mobilità dobbiamo essere un po' più intelligenti. Nascono i primi quartieri anche in Italia. Proprio ieri ho avuto l'occasione di un ecoquartiere in Emilia-Romagna, dove questo concetto di realizzare edifici ecocompatibili, ma anche con un nuovo concetto di mobilità, che sia diciamo possibile fornire dei servizi con un parco pubblico per evitare la macchina singola. Per cui ci sono dei concetti anche a livello europeo che adesso stanno entrando anche in Italia, per poter dimostrare che questo concetto è legato anche ad alta qualità di vita, no? E forse questo vorrei un attimino ancora sottolineare, i principi che soprattutto noi tecnici
cercare di avvicinarci. Zero non è possibile, ma il quasi zero, no? Cioè, questa energia per le case devono essere quasi azzerati, dobbiamo azzerare le emissioni non solo di gas climalteranti ma anche dei classici macro inquinanti, penso proprio alla qualità dell'aria che giorno per giorno respiriamo, e questo zero waste building, cioè zero rifiuti, anche questo zero per il momento è un po' fantascienza, però almeno cercare di avvicinarci. Un ultimo forse tentativo per capire quanto è difficile far vedere questa impronta, perché è invisibile, no? Perché il 62% dei gas serra avviene durante il processo di estrazione e lavorazione delle materie prime, per cui è invisibile. Solo con i database, con l'analisi riesco a descrivere questa impronta. Per cui non è solo ciò che vedo, ma ciò che non vedo oggi diventa importante nella mia scelta. Nell'edilizia, lo dico sempre, c'è questa difficoltà che l'uomo non ha i raggi X, l'uomo vede il design, valuta i colori, ma non è in grado di capire come è stata scelta la stratificazione, per esempio, del tetto, dell'involucro, che tipo di serramenti si è scelto, per cui la vera capacità è di creare questa trasparenza, cioè di dare ai nostri raggi X che non abbiamo, ma almeno l'informazione per poter fare delle scelte appropriate a questi obiettivi che ci portano a un futuro in cui anche domani vorremmo vivere. Certo, allora io la ringrazio naturalmente per averci introdotto per questa chiacchierata che dà il via praticamente a tutta la serie di web conference della prossima settimana. La battuta che volevo farle, anche se non ha la sfera di cristallo, è: cosa succederà a Glasgow questo novembre, secondo lei? Ma Dura. purtroppo non vedo segnali attualmente che mi fanno togliere il pessimismo, perché ci sono di mezzo grandi interessi di multinazionali energetiche che hanno fatto accumulato una grande ricchezza nel passato. Io spero che dal basso nasce questa consapevolezza e crea una spinta verso la politica, verso queste multinazionali. Ci sono segnali però anche positivi, perché è unico nella storia che abbiamo tre grandi attori che si stanno muovendo nella giusta direzione. Il mondo della scienza, perché è unita a descrivere questi rischi e il messaggio è chiaro: per evitare il peggio dobbiamo impegnarci in grande stile a ridurre le emissioni. E sono i giovani che partecipano a questi lavori, stanno creando delle pressioni importanti. E c'è anche il mondo spirituale, cosiddetto spirituale. Sto pensando al testo dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si', cioè anche qui c'è un forte contributo, per cui abbiamo tre grandi attori che si muovono a cambiare questa società, a cambiare i nostri stili di vita. La speranza è che troviamo il tempo necessario per fare questi grandi passaggi, perché vedendo gli ultimi dati dell'IPCC, questo organo delle Nazioni Unite, da circa 20 anni siamo entrati in una notevole accelerazione e gli esperti dicono probabilmente abbiamo 10 anni, è l'unica generazione che ha ancora in mano questo futuro, e questi 10 anni dobbiamo utilizzarli in modo intelligente proprio per non caricare i nostri figli dei problemi che non sono in grado di gestire. Perfetto, allora io la ringrazio. Il primo passo che sicuramente noi possiamo fare assieme a tutti i progettisti è quello di iniziare dal basso, se si vuol dire così, iniziando proprio a riqualificare quello che è possibile andare a riqualificare, pensando proprio a un progetto che sia un progetto globale, non solamente per parti. Quindi credo che questo sia fondamentale. Poi il messaggio appunto di questa slide che lei ha già sottolineato in precedenza
è quello che dovrebbe effettivamente guidare una progettazione di un edificio, sia nuovo, ma in particolar modo nel recupero del nostro patrimonio edilizio esistente. Io la ringrazio per aver partecipato naturalmente a questa nostra chiacchierata, ringrazio anche tutti i partecipanti, ai quali naturalmente do l'appuntamento a mercoledì prossimo, dove inizia questo tour itinerante tra le varie province italiane, andando a vedere naturalmente cosa si sta facendo nel recupero proprio del patrimonio edilizio esistente. E iniziamo proprio la prossima settimana con l'architetto Gaia Bollini, iniziamo dalla provincia di Alessandria, quindi se volete una piccola provincia, ma una provincia dove è stata effettuata una riqualificazione energetica di una cascina esistente con un ampliamento utilizzando anche la terra cruda, quindi il richiamo proprio a dei materiali, se si vuole, antichi, tra virgolette, definiamoli così, ma non sono materiali della nostra tradizione, ma sono anche dei materiali assolutamente sostenibili e gestibili proprio anche dal punto di vista ambientale. Per cui io vi do appuntamento alla prossima settimana e naturalmente ringrazio ancora Norbert Leinschner e anche tutti voi per aver partecipato. L'appuntamento appunto è a mercoledì, sempre alle ore 17. Alla prossima, grazie. Grazie.